Ben trovati, ben arrivati, ben arrivate alla prima edizione di Garage Digitalia. E oggi stasera qui alla stampa estera, lei è Giada Zampano, corrispondente di Politico. Buonasera a tutti, è lui Gustav Hofer, ormai una superstar internazionale, corrispondente della TV franco-tedesca, a te. E chiamiamo subito i nostri ospiti della robotica, per cui abbiamo da Napoli Bruno Siciliano e Fanny Ficucello. Prego, potete sedervi là. Apriamo un po' lo spot. Okay. Poi da Milano Filippo Galanti e Enrico Silani sono quelli che stanno ancora nei tasti e stanno arrivando, ci hanno detto. E da Pisa abbiamo Simona Crea e Filippo Dell'Agnello. E dove stanno? Eccoli. Oh ragazzi, un po' un applauso. Il signore che ci ha portato questa cosa qui è Simone Ungaro da Genova. Davide Ferrari o Ferrario? Grazie. Allora, iniziamo, volevo chiedere a Gustav innanzitutto perché l'abbiamo chiamato Garage Digitalia. Beh, l'abbiamo chiamato Garage per dare un po' quest'idea della Silicon Valley, il luogo dove nascono in dei garage delle cose che poi piano piano ci cambiano la vita, ma il garage è anche un posto nascosto e noi come giornalisti abbiamo il ruolo di scoprire questi garage e Garage Digitale vuole essere un po' questo, cioè offrirvi delle storie ancora scoperte che sono interessanti anche per noi corrispondenti da tutto il mondo. Ok, allora innanzitutto abbiamo capito che è stata un'idea di Gustav, volevamo ringraziare anche Alvisa. Soprattutto Alvisa Armelini. È stata un'altra mente sarà solo il primo di una serie di appuntamenti, sappiamo che ce ne saranno altri, poi vi daremo dei dettagli su quello che seguirà. E leggete le mail che vi mandiamo, perché vi sommergeremo di mail, quindi leggetele tutte e come tutte le iniziative c'era bisogno di uno sponsor. Il nostro sponsor è stata Edison, che volevamo ringraziare in questa occasione, e per Edison Marco Marenghi, che Margheri, scusatemi, che è il direttore di affari istituzionali di Edison. Che però ancora non è arrivato. Sta arrivando, è già arrivato, non è ancora arrivato. No, allora lo facciamo. Per cui ci sarà il momento dopo, per cui possiamo direttamente partire con il primo progetto. Prego Giada, che è terra tua. Ok, allora faccio una piccola premessa perché a presentare il progetto del Sant'Anna con Simona, che non so se puoi venire qui intanto che No. Ah no, siamo tutti sbagliati, ok, abbiamo cambiato la scaletta all'ultimo momento, quindi presentiamo prima il progetto di Napoli e della mano robotica e quindi ci sarà per descriverlo qui Fanny, se vuoi venire qui davanti a me. L'abbiamo presentata prima, è una ricercatrice del Prisma Lab, mi dicevi, che è il gruppo della Federico II dell'Università di Napoli Federico II, è un gruppo che si occupa appunto di ricerca, che si occupa di robotica e diciamo, partecipa a questo gruppo di ricerca del professor Bruno Siciliano, che è qua da qualche parte, facciamo un applauso anche a lui. Autorità in materia e so che insomma avete tutti partecipato a tutti i ricerca comuni anche con i ragazzi del Sant'Anna. Voi avete lavorato in particolare a questo progetto sul low cost e 3D e questa mano robotica appunto fa parte di un progetto di low cost, quindi di tecnologia low cost che non costa necessariamente milioni di euro ma che insomma riesce a portare innovazione e tecnologia anche a un costo limitato del contenuto. E se ci vuoi raccontare, si ascolterà. Gustav prenderà il tempo perché abbiamo 15-20 minuti per ogni presentazione, incluse le domande, per cui ci ricorderà lui quando sta per scadere. Sarà molto severo. È cattivissimo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Fanny Ficucello e sono ricercatrice dell'Università di Napoli Federico II e lavoro presso il Prisma Lab,
che è un laboratorio, un gruppo di ricerca diretto dal professore Bruno Siciliano, che è anche direttore del centro ICAROS, Centro Interdipartimentale per la ricerca in chirurgia robotica. E dall'inizio dei miei studi, ai tempi del dottorato, ho iniziato ad occuparmi di manipolazione e di controllo di mani robotiche antropomorfe, e l'argomento mi ha appassionato tantissimo in quanto, come potete immaginare, la mano umana è uno degli organi più complessi e affascinanti dell'essere umano, in quanto ha molte articolazioni, quindi un numero di gradi di libertà molto elevato, ed ha delle capacità funzionali incredibili, per cui è capace di svolgere diversi compiti. E la connessione tra l'intelligenza dell'essere umano superiore rispetto agli altri esseri viventi e le capacità di manipolazione ha sempre interessato fin dall'antichità, e alcune domande se le sono poste anche filosofi dell'antica Grecia come Anassagora e Aristotele, i quali avevano due punti di vista diversi rispetto a questa connessione. Infatti Anassagora riteneva che essendo l'uomo ha sviluppato un'intelligenza superiore in quanto è dotato di mani e quindi di questo organo che è in grado di conoscere l'ambiente mediante l'interazione fisica. Mentre invece Aristotele pensava il contrario, ossia che l'uomo aveva le mani in quanto essere intelligente con un'intelligenza superiore. Per cui diciamo che l'esempio per la progettazione di mani robotiche antropomorfe ovviamente è la mano umana. E è chiaro che replicare una mano umana, una mano robotica simile a una mano umana non è compito affatto semplice. Esistono in commercio diversi esempi di mani robotiche antropomorfe, sia come prototipi che come prodotti commerciali, e qui ne sono rappresentate 4, le abbiamo raggruppate in base al costo. Il primo esempio è la mano dei nostri amici di Pisa, dell'Università di Pisa e dell'Istituto Italiano di Tecnologia, la Soft Hand, che è una mano antropomorfa dotata di un unico motore. E poi abbiamo la mano, la Bionic, che è prodotta dalla Octobot, leader nel campo della protesica, e è una mano che ha 5 motori e un elevato numero di gradi di libertà, e così via. Abbiamo mani nel nostro laboratorio come quelle come la Shunk Hand. Questa è in alto a destra una foto che proviene dal nostro laboratorio, quindi noi utilizziamo questo tipo di mani che hanno un costo molto elevato. Questa costa circa 50.000 euro. La caratteristica principale è che è sottoattuata anche questa, ha un numero di gradi di libertà molto alto, 20 gradi di libertà, ed ha 9 motori. E poi infine c'è un altro esempio, la Shadow, che è più costosa in quanto oltre ad essere completamente attuata anche dotata di sensori. Quello che ha ispirato il design della nostra mano robotica sottoattuata e sotto costo sono degli studi di neuroscienze che hanno dimostrato che l'uomo semplifica il movimento utilizzando una combinazione di movimenti principali. Quindi noi nell'ambito di un progetto che abbiamo coordinato, il progetto Dexmat, abbiamo studiato queste capacità di manipolazione mappando delle prese dalla mano umana alla mano robotica, e abbiamo trovato alcuni movimenti principali, i primi 3 movimenti principali, che abbiamo poi utilizzato per progettare la nostra mano. Per cui la mano robotica di cui parliamo ha 2 soli motori, uno che attua la prima sinergia, ossia il movimento di apertura e di chiusura della mano, quindi coordinando tutti i giunti di flessione contemporaneamente, e l'altra sinergia, che l'altro motore che movimenta la terza sinergia, determina il movimento relativo tra il pollice e l'indice. E questo è molto importante per afferrare gli oggetti in maniera salda e in maniera precisa, perché l'opposizione del pollice determina la stabilità di una presa. Quindi la mano robotica che abbiamo creato nel nostro laboratorio ha 2 motori, ha 18 gradi di libertà, quindi un numero elevato di gradi di libertà, e l'obiettivo è quello di ispirare la sottoattuazione all'uomo in modo tale da conservare la destrezza, anche se utilizziamo un numero basso di motori. E l'idea è stata quella di controllarla utilizzando segnali vocali per rendere l'interfaccia con un robot, con un braccio robotico oppure con un essere umano il più semplice possibile. E in questo video
spero si senta anche audio. Vengono impartiti dei comandi open and close per aprire e chiudere la mano, 1, 2 e 3 per muovere il pollice, quindi l'adduzione del pollice. Dando due comandi di seguito, to e close, la mano si chiude muovendo l'adduzione del pollice di un certo numero di gradi corrispondente al comando to, e la stessa cosa accade per il comando 3. Come potete vedere, la mano è un prototipo che è stata costruita interamente nel nostro laboratorio, è stampata con una stampante 3D, il costo totale è di 250 euro, tutta la parte elettronica è low cost, è 250 euro. 250 euro, il costo più elevato è dovuto al materiale che abbiamo utilizzato. Della Zara si basa sulla tecnologia il costo di produzione? il costo che è quello che è costato al nostro laboratorio in termini di materiali utilizzati, non è incluso le ore uomo, soltanto i materiali stiamo parlando, quindi la plastica che è stata utilizzata, quindi la resina polimerica utilizzata per la stampa, e Arduino, i motori, la scheda per il riconoscimento vocale, eccetera eccetera. Sono tutte le componenti elettroniche che costano dagli 8 ai 16 euro, e quello che costano di più è stato questo materiale della plastica. E il progetto Musha, che io coordino, è un progetto di 2 anni e ha l'obiettivo di utilizzare questo concetto di sottoattuazione bioispirata per produrre protesi o anche strumenti per la chirurgia meno-invasiva. In questo caso la mano Prisma End 1, che abbiamo visto nella slide precedente, è stata modificata per poter essere utilizzata come una protesi. Quello che cambia è l'interfaccia. In pratica è stata controllata utilizzando segnali elettrografici. Anche qui abbiamo utilizzato uno strumento low cost, un armband mio del costo di 100 euro, che serve a misurare i segnali elettrografici dell'avambraccio e mapparli con dei movimenti particolari dei motori. E ci siamo resi conto che utilizzando soltanto i segnali AMG abbiamo un numero limitato di movimenti che possono essere comandati alla mano, per cui la funzionalità della mano è limitata, e questo è quello che accade anche nel caso in cui una protesi viene applicata ad un amputato, in quanto il numero residuo di segnali elettrografici a disposizione per poterla controllare è piccolo. Per cui abbiamo pensato di aggiungere a questi segnali anche i segnali vocali, per dare alla mano delle capacità in più e per ovviamente controllarlo in maniera intuitiva, per cui il comando, il segnale AMG serve per aprire e chiudere la mano, quindi afferrare l'oggetto, mentre invece il comando vocale viene utilizzato per muovere il pollice, e oltre anche per regolare l'intensità della presa, in quanto abbiamo messo un sensore di corrente sul motore più grande, quello che serve a chiudere la mano, per cui possiamo regolare anche quanto la mano può stringere un oggetto, quindi quanto deve essere forte la presa. Questi segnali aggiuntivi sono stati dati mediante comando vocale, e inoltre una volta che la mano afferra un oggetto, utilizzando i comandi vocali noi possiamo muovere il pollice durante la presa e creare dei movimenti come quando noi manipoliamo degli oggetti una volta che sono stati afferrati dalla mano, per cui possiamo creare anche questo tipo di manipolazione interna, tecnicamente si chiama. E l'obiettivo successivo, e in realtà ci stiamo già lavorando, è quello di applicare lo stesso concetto ad un tool miniaturizzato per la chirurgia minimamente invasiva. Ossia, abbiamo a disposizione 4 motori. Questo è un tool che verrà utilizzato sul Da Vinci, che è un sistema robotico per la chirurgia minimamente invasiva. Siamo già in contatto con un'azienda campana per realizzare un prototipo di una metallo leggero. Quindi in realtà infatti noi volevamo portarla qui a mano. Il problema di queste plastiche che sono low cost, il problema è che
si deformano facilmente, per cui se la mano viene lasciata per un po' di tempo, insomma, subisce delle deformazioni, per cui va ristampata in continuazione. Infatti questo è, diciamo, è un modo, è una sorta di proof of concept, ma è chiaro che è possibile utilizzare materiali diversi, anche resine polimeriche, quindi low cost, oppure creare un prototipo ovviamente che avrà un costo leggermente maggiore rispetto ai 250 euro di una stampa 3D, che però è affidabile e che può essere appunto utilizzata che ha un ciclo di vita diciamo, più lungo. Grazie mille, poi vi ricordo che sul sito garagedigitale.it trovate anche di tutti i progetti il materiale stampa, video, fotografie e comunicati stampa.